500-600 persone all'ora, che vuol dire quasi 10.000 persone al giorno, quintali di materiale distribuito. E soprattutto anche la simpatia di trovare appunto veneti che arrivavano nel padiglione Veneto e dire: io sono del Veneto, sono orgoglioso di essere veneto. Ma quello che è stato più importante è aver utilizzato questo spazio per aver fatto incontri, dibattiti, anche confronti con altre realtà di tutto il mondo, aver messo in evidenza le nostre eccellenze, aver fatto capire le potenzialità del Veneto rispetto a partner e amici che già conosciamo o magari a nuovi mercati, a nuovi amici che possiamo anche conoscere e approfondire nei prossimi mesi ed anni. Quindi un'opportunità ben spesa, un'iniziativa che ha portato secondo me risultati positivi. Questa giornata finale, e lo abbiamo visto prima fuori, appunto l'attenzione che prestavano tutte le persone agli sbandieratori di Marostica, ai tamburini del Cesare, alla confraternita del Baccalà, quindi veramente un insieme, un mix di cose che in Veneto ci sono, che ci sono in maniera anche importante, e questi sono un esempio di quello che possiamo proporre, e mi auguro e spero che appunto questa vetrina sia foriera di nuovi incontri, di nuove iniziative, di nuove opportunità per tutte quante le attività socio-economiche della Regione Veneto. Secondo me appunto una settimana ben spesa, iniziative importanti, parlavo prima anche con Sara dell'Expo, ci siamo fatti vedere come veneti, come sempre, in maniera positiva, in maniera propositiva. Già abbiamo programmato alcune iniziative di missioni economico-produttive in alcuni paesi del mondo, dalla Colombia al Cile, ai paesi arabi, quindi cose che hanno trovato in questa sede un mix e anche una convivialità che magari in altre realtà non è possibile creare. Quindi veramente secondo me una settimana ben spesa e contatti positivi per la reciproca soddisfazione appunto di iniziative economico-culturali e anche, se possibile, di carattere proprio sociale, che secondo me potrebbero arricchire ulteriormente la nostra regione.